Già, non sa proprio di buongiorno questo. Piove, c'è un vento cane. Stanotte non è che ho dormito chissà cosa, anzi non ho proprio dormito. Sono abbastanza disintegrato. La tappa di ieri ci ha fucilato. Boh, non so cosa dire. Proviamo a imbarcarci, ma oggi tirare fuori 200 e passa chilometri qua. Agra. Intanto super colazione, dolce e salato, pezzo di pizzetta, torta di mele e risino. Abbiamo un bel succhetto. Devo dire che qui c'è una bella colazione. Qua adesso ci pompiamo manetta e poi andiamo a prenderci un bel po' d'acqua. Siamo pronti per partire. C'è un vento infame, freddo e piove. Oggi si imbarca veramente molto male e il segreto di oggi sarà non bagnarsi, perché se ci bagniamo è fatta, credo che salterà tutto. Quindi ci siamo imbardati bene e adesso proviamo a procedere. Sono arrivato alla fine. Possibile oggi. Sì, stanno facendo la 400. 400? Io non pensavo, da qui in poi si No, no, non sbagliate tutto. A Treviso la 400 sì. No, ma ce n'erano varie 400. Ah, hanno fatto la 400 Lake. Sì. Ah, la Lake. La Lake Da che qui è in poi qua. era lo stesso praticamente, cioè loro dovevano fare la stessa cosa che devo fare io. Sì, perché la 400 Lake è quella giù, invece la 400 Beach, le spiagge, è quella su. Un vento grave che purtroppo finisce qui. Siamo in compagnia anche di un altro ragazzo che abbiamo trovato in stazione a Vigasio, in provincia di Verona. Oggi le condizioni climatiche erano impraticabili. 6 gradi percepiti, non so, perché c'era un vento che credo di non aver mai sentito. Non è di certo la prima volta che troviamo pioggia, che corriamo con la pioggia. Anche nel viaggio verso la Spagna abbiamo fatto giorni di pioggia, ma così come oggi con questo freddo era una cosa impossibile. E quindi con un po' di amarezza torniamo a casa. D'altro canto, se queste condizioni meteo non ci fossero state, oggi sicuramente l'avremmo portata a casa e quindi questo ci solleva un attimo. Però c'è un po' di rammarico. Siamo arrivati al finish, abbiamo preso il treno che ci ha portato direttamente a Bassano e adesso degustiamo quello che ci viene offerto qui alla Veneto Gravel. Comunque in treno ho fatto 1000 pensieri riguardo al fatto della scelta, se fosse giusto o meno. Abbiamo fatto 2 chilometri per venire fino a qua e la scelta è stata più che giusta. C'è un freddo che è una roba sconvolgente. Cioè è il 22 di aprile, E ci sono 6 gradi. ci sono 6 gradi. Non è neanche il problema della pioggia, è più il Cioè il vento freddo, il vento ghiacciato. devastante. Ecco, ci tenevo a concludere personalmente questo video per aggiungere qualche parola, dato che come potete aver capito quel giorno lì c'era sicuramente un mix di emozioni accompagnate da quello che è un po' di tristezza, un po' di rammarico. Poi a mente fredda abbiamo tirato le conclusioni e veramente quella giornata era praticamente impossibile dal punto dove siamo partiti, perché c'era un vento che non ci permetteva di pedalare. Abbiamo fatto 10 km che sembravano 100, non si riusciva veramente ad andare avanti. C'erano 6 gradi, ma sicuramente percepiti
anche meno, perché avevamo tutto quello che è l'abbigliamento invernale che abbiamo utilizzato anche quest'inverno per andare in alta montagna con la neve, quindi eravamo attrezzati di tutto, ma ciò nonostante veramente avevamo molto molto freddo. Siamo ritornati all'albergo quando abbiamo deciso di ritirarci e avevo i geloni alle mani, mi ci è voluto un quarto d'ora per riprendermi, ho avuto un male veramente pazzesco. Quindi la scelta è sicuramente, non si tratta neanche di una scelta, poi alla fine ci siamo scontrati contro un muro e abbiamo capito che non potevamo andare avanti, anche perché sicuramente in una tappa di 220 km bisogna contare anche di fare qualche pausa. Stavamo imbarcando acqua nonostante avevamo tutto l'abbigliamento antipioggia, e fermarsi bagnati sarebbe stato veramente mortale, quindi siamo stati costretti ad abbandonare e ritirarci. Lasciando da parte quella giornata dove dovevamo un po' ricomporre e mettere in ordine le nostre sensazioni e metabolizzare il tutto, mi porto a casa un bellissimo ricordo di questa Veneto Gravel. Credo che è importante saper valutare le situazioni e a volte sapere quando si può andare oltre e sapere anche quando è il momento di fermarsi. Sicuramente in cuor nostro sappiamo che se ci fossero state condizioni meteorologiche diverse avremmo concluso il tutto nei tempi che ci eravamo prefissati, e questo è un gran motivo d'orgoglio. Non c'era nulla in palio, non si vinceva niente, l'unica vera sfida era con noi stessi. Per quanto mi riguarda, quello che dovevamo capire l'abbiamo capito, e sono molto orgoglioso di portare questo tipo di contenuto nel canale perché rende tutto molto più umano, molto più reale, nel senso che capita che non tutto quello che abbiamo disegnato, comunque pensato, succeda nella stessa maniera in cui l'abbiamo immaginato. Succedono sgambetti, succede, come è successo a noi, di non essere riusciti a concludere questa terza tappa, ma non per questo il tutto deve essere visto come una sconfitta o come un mancato successo, ma sicuramente bisogna anche saper cogliere le note positive su quello che ci appare magari anche negativo. E quindi per quanto mi riguarda sono contento di come sono andate le cose, mi porto a casa un bel ricordo di tutto, magari l'anno prossimo proveremo a rifarla, e intanto vi ringrazio per seguirci come sempre, e il canale sta crescendo e quindi sono molto felice e vi aspetto alla prossima avventura.